Buonasera e benvenuti a tutte e a tutti alla 38esima edizione del Concerto di Natale. Anche quest'anno noi, come Rotaract Club di Conegliano Vittorio Veneto, abbiamo messo passione e dedizione nell'organizzare questo tradizionale appuntamento in favore dei nostri amici del Piccolo Rifugio. Il ricavato di quest'anno in particolare andrà a sostenere delle sedute di musicoterapia per gli ospiti della struttura. Questa attività, da loro già sperimentata, ha dato chiari benefici e noi come Rotaract Club abbiamo condiviso l'idea che una serata di musica possa donare musica a chi ne ha più bisogno. Siate quindi generosi. Non mi dilungo oltre nella presentazione della serata, invito però qui la coordinatrice educativa Silvia Tonon del Piccolo Rifugio per un breve saluto. Buonasera a tutti, intanto dà un certo effetto parlare davanti a tutti voi. Io inizio il discorso portandovi i saluti del signor Mulotto che si rammarica di non poter esserci dopo tanti anni di presenza costante, ma ha promesso che il prossimo anno sarà qui e mi ha detto che ci teneva perché siete degli amici storici. E io volevo dirvi tante cose. Però proprio questa telefonata che mi ha fatto prima mentre ero in macchina mi ha fatto pensare al valore dell'amicizia e io credo che l'amicizia più vera sia quella che dura nel tempo e 38 anni direi che è parecchio consolidata questa amicizia, no? Con il Rotaract e non solo il passare del tempo ma anche i momenti di difficoltà, perché ci sono stati gli anni duri del Covid che per le strutture come la nostra hanno rappresentato un momento di chiusura, di difficoltà, però ce l'abbiamo fatta lo stesso, siamo andati avanti in maniera costante e quindi il tempo, l'andare avanti nonostante le difficoltà e l'aprirsi agli altri. E il coro di Conegliano è stato penso costante per gran parte, correggetemi se sbaglio, di questi 38 anni, quindi un grazie va anche a loro di cuore e un grazie perché l'amicizia è anche aprirsi al nuovo e quindi ci sono le forze giovani dell'altro coro che ringrazio, grazie, vi vedo da dietro, vi avevo visto prima la cosa che mi preme dire come chi mi ha preceduto è il fatto della musicoterapia. Il fatto che ci sia della musica stasera non finisce qui, perché la musica continua nelle nostre sale, nel nostro salone in maniera particolare, con questo progetto di musicoterapia. La musicoterapia, come avete capito, è una nuova tecnica riabilitativa, educativa, e che viene adesso anche riconosciuta a livello scientifico per risolvere certe forme di patologia. La musicoterapia può essere attiva e passiva. Il piccolo esperimento che abbiamo fatto con quello che potevamo ha previsto entrambi i momenti e sono molto belli, quindi di ascolto ma anche di produzione musicale. Quindi io vi ringrazio. Adesso sì, prendo il foglio perché devo ringraziare proprio tutti e non voglio lasciare fuori nessuno. Quindi ringrazio il Rotaract, il coro di Conegliano, il Sing-Over Sound, le aziende sponsor, la parrocchia che ci ospita, i Santissimi Pietro e Paolo, i volontari che ci hanno portato qui i ragazzi come ogni anno in maniera costante dell'Associazione Lucia Schiavinato. Vi auguro buone feste. Vi aspettiamo a correre il 26 di dicembre con la Little Run e buon ascolto e grazie ancora a tutti, grazie. Ringrazio ora il Comune di Vittorio Veneto per il sostegno dato alla nostra iniziativa
e invito qui il consigliere comunale Alberto Pagotto, che ringrazio della presenza, per dire 2 parole. Buonasera a tutti, io sarò un po' più veloce di chi mi ha preceduto. Innanzitutto porto i saluti istituzionali a nome di tutta l'amministrazione comunale. Ringrazio per l'invito a presenziare a questo evento e poi vorrei fare anche i complimenti, perché i complimenti per la tenacia e l'impegno che ci mettono per organizzare questa 38esima edizione del concerto di Natale, e fare anche i complimenti perché è composta principalmente da giovani che devono essere ad esempio per tutta la cittadinanza, come esempio di cittadinanza attiva. Grazie. Ringrazio ora la parrocchia di Santi Pietro e Paolo e in particolare Don Silvano, che si sono resi disponibili per accoglierci, come sempre, nella loro chiesa. Invito Don Silvano per un breve saluto. Okay. Vi do il benvenuto in questo luogo che ormai da alcuni anni vede questa iniziativa. Un saluto particolare a tutti voi, in modo particolare agli amici del piccolo rifugio, quelli che possono essere qui, magari quelli che non possono partecipare. Ringrazio per questa bella iniziativa che penso che porti frutti abbondanti e che permanga nel tempo. Grazie, non mi dilungo perché certo non siete venuti ad ascoltare me, ma chi canta ovviamente, e buon ascolto a tutti voi. Ovviamente questa serata non sarebbe possibile se non avessimo con noi il coro conegliano e il coro Sing Over Sound, che ringrazio davvero davvero di cuore. Sono stati davvero gentili ad accettare questo nostro invito e non vediamo l'ora veramente di ascoltarvi. Per ultimi, ma assolutamente non per importanza, ringrazio tutti gli sponsor che generosamente hanno permesso la realizzazione di questa serata, i cui rappresentanti vedo anche questa sera con piacere. E ringrazio Tenda TV che questa sera ci sta riprendendo. Grazie a voi qui presenti, numerosi e sicuramente partecipi, e a nome del Rotaract Club Conegliano Vittorio Veneto vi auguro una piacevole serata.
Buonasera a tutti dai Singover Sound, grazie davvero per questo invito, è sempre un piacere cantare e fare musica soprattutto per il piccolo rifugio questa sera. Non è la prima volta che i Singover Sound si esibiscono a questo concerto, infatti fu il lontano ma non troppo 2013 che nella chiesa di Sant'Andrea proprio i Singover Sound sotto la direzione del maestro Giorgio Susana si esibirono proprio per la stessa identica occasione ed è bello tornare a cantare un'altra volta per questa occasione. Abbiamo cominciato con un brano che incita a cantare al Signore dalla montagna più alta fino alla valle sottostante e di sgorgare gioia come una fontana. Adesso rimaniamo sempre sul tema natalizio, ci addentriamo in un medley di 3 famosi carol. Il primo sarà Walking in the Winter Wonderland, che è un brano che racconta di com'è bello camminare proprio circondati dalla bellezza dell'ambiente natalizio, dalla neve, ai pupazzi, alle luci. Il secondo è Have Yourself a Merry Little Christmas, che è un brano che vuole augurare a tutti un sereno e felice Natale. E infine It's the Most Wonderful Time of the Year, che racconta proprio di come Natale sia il periodo più bello dell'anno, è un elenco di cose che si fanno a Natale. Pensate che a un certo punto si dice addirittura che si raccontavano storie di fantasmi. Secondo una tradizione sotto Natale si raccontavano storie di fantasmi. A me ricorda un po' più Halloween onestamente, però sembra a quanto pare che ci sia una qualche tradizione simile. Ad accompagnarci al pianoforte il maestro Davide Da Rosa. Grazie e buon ascolto. Listening in the lights.
Rimaniamo sempre nell'ambito dei carol natalizi e il prossimo brano che eseguiamo è molto famoso dal punto di vista della melodia, perché se io vi canticchio pam pa pa pam pam pa pa pam pam pa pa pam, questo ostinato, probabilmente lo avrete già sentito, magari chi ha visto anche Mamma ho perso l'aereo, chi se lo ricorda a un certo punto anche lo cantano. E pensate che questo brano, Carol of the Bells, in realtà non nasce come un brano natalizio, ma è un brano, pensate un po', tratto da una melodia, cioè la versione che noi conosciamo è la trasposizione americana di una melodia ucraina. Quale momento più particolare per citare l'Ucraina, no? È un brano in realtà popolare e è stato composto per il Capodanno del calendario giuliano che per noi sarebbe il 13 gennaio, quindi in realtà come Natale non c'entrerebbe niente, però poi gli americani hanno fatto il solito giochetto di portarlo in casa e creare quello che è il brano natalizio che conosciamo. L'arrangiamento che eseguiamo questa sera di Carol of the Bells è un arrangiamento molto particolare del gruppo vocale Pentatonix, che ha appena anche annunciato il tour in Italia, quindi ragazzi a correre a prendere i biglietti, mi raccomando. È un arrangiamento ovviamente molto pop, perché è un gruppo che canta vocal pop, ma c'è anche un po' di Johann Sebastian Bach dentro, quindi un mix tra moderno e classico. Buon ascolto. La
prossimi 3 brani sono 3 brani sacri. Il primo rimane ancora nell'ambito natalizio perché parla Already and Done di questo compositore scozzese, James Macmillan, parla proprio di questa luce folgorante, la luce di colui che viene a salvarci. È un brano di musica contemporanea, tutti e 3 i prossimi brani sono brani di musica contemporanea, quindi di compositori viventi. Already and Done è per il Sing Over Sound un brano che cambia un po' registro. Abituati di più a un repertorio vocal pop, ci si confronta con un repertorio del Novecento contemporaneo. È un brano che in sé racchiude anche molta numerologia, molta simbologia sacra. C'è il 3, la Trinità, il 6, che io lo vedo molto come un 2 volte 3. 3 appunto è la Trinità, 2 di solito nella numerologia è la dualità, è l'uomo, la condizione dell'uomo, 2 gambe, 2 braccia, 2 occhi, 2 bocche, no, per fortuna no, perché già una basta. E nel brano compaiono tante volte. Pensate che a un certo punto, dopo aver pronunciato questo testo molto forte, sole di giustizia, vieni e salvaci dall'oscurità, a un certo punto c'è un passo di Isaia, e coloro che camminano nelle tenebre vedranno la luce. Ecco, di solito nella musica la parte del saggio viene data al basso, perché il basso è considerato il saggio. Se voi avete mai ascoltato le passioni di Bach o altra musica, spesso Gesù è cantato da un basso. Poi invece il compositore decide, proprio per mettere ancora più risalto l'idea della luce, di dare questa parte centrale alle 2 sezioni più luminose in assoluto, che sono proprio quelle delle ragazze. Seguiranno poi 2 brani, il primo un po' più frizzante, che è Jubilate Deo Cantate Domino, e poi un altro brano contemporaneo del compositore bellunese Manolo Darold, che in questo momento sta facendo un concerto non poco distante da qui, con il quale abbiamo anche lavorato qualche mese fa, ed è Jubilate Deo, sempre un brano che celebra il Signore, brano che a detta sua fa parte del suo periodo più pop. A voi l'ascolto di questi 3 brani. Oh,
Torniamo al Natale con altri due carol, ma sovrapposti uno sull'altro. Si chiama mashup nel gergo, diciamo. Il primo è Ding Dong, Merlin on High, un brano che celebra appunto il canto, la gloria nei cieli, le schiere degli angeli che cantano felici e gioiose per l'arrivo appunto di Gesù Bambino. E poi il secondo invece, Good King Wenceslas Lookout, un brano che parla dell'arrivo del buon re Vinceslao. I brani saranno presentati uno di seguito all'altro e a un certo punto li sentirete uno sovrapposto all'altro. Buon ascolto.
Ding dong, merrily on high, the Christmas bells are ringing. Ding dong, heaven a reply, with angel voices singing. Glory to the highest. Sing glory to the highest. Sing glory to the highest. Sing glory to the highest. Richiamiamo il maestro Davide Da Rossa per l'ultimo nostro brano in programma questa sera e poi lasceremo lo spazio al mitico coro conegliano. E cercherò di essere breve, ma vi racconto una storia su questo brano, perché il brano che vi stiamo per eseguire è un brano che conoscete. Perché lo conoscete? Perché forse è il più celebre in assoluto dei carol e dei brani natalizi. Solo che il titolo, magari The One Horse Open Sleigh, magari inizialmente non vi dice nulla, ma se io vi dicessi Jingle Bells, probabilmente tutti penserebbero alla famosa melodia, no? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way, eccetera, eccetera, no? Ecco, come tanti brani, Tu scendi dalle stelle e tanti altri brani natalizi e non solo, hanno un'origine. Jingle Bells è uno di quei casi in cui la melodia composta da un compositore è diventata talmente famosa e di carattere popolare, di dominio, scusate, popolare, che poi nel tempo si è modificata, è stata un po' cambiata ed è diventata un po' la Jingle Bells come la conosciamo oggi, con tutte le sue 10.000 versioni possibili. Bene, nel 1800 circa il compositore James Pierpont, guardando le slitte trainate dai cavalli correre fuori nel periodo del ringraziamento, neanche di Natale, altro brano che non nasce come brano natalizio ma come brano di un'altra festa, scrive questo brano, The One Horse Open Sleigh, per pianoforte e 4 voci soliste o coro, e quella con la quale vi salutiamo e vi ringraziamo e vi auguriamo di passare veramente un sereno Natale e felice, ne abbiamo bisogno. E un consiglio anche vi chiedo, regalatevi quest'anno, a parte dei doni sicuramente, ma regalatevi l'emozione di un concerto, ce ne sono tantissimi in giro in questo periodo, regalatevi l'emozione di un concerto come questa sera, perché è gratis, ok? Quindi vi salutiamo con la versione originale, un onore stasera, se non l'avete mai sentita, di Jingle Bells, ovvero The One Horse Open Sleigh, accompagnati al pianoforte dal maestro Davide Da Rossa. Grazie mille a tutti. Dashing through the
goes tonight and simply in song. Just get up to bed, 240 as a speed. Hit into an open sleigh and quick you'll take the lead. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what joy it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what joy it is to ride in a one-horse open sleigh. Davvero un grandissimo grazie, un grandissimo applauso, siete stati fenomenali, veramente bravissimi, è stato un piacere avervi con noi questa sera, grazie ragazzi, grazie mille davvero. Adesso cambiamo forse un po' genere, cambiamo un po' la serata e diamo il benvenuto al coro conegliano.
Non servono tante parole per presentare il Padre Nostro, ma chi era l'autore? Nikolai Kedrov, direttore di coro, compositore, dal 1894 al 1897 studiò canto al Conservatorio di San Pietroburgo, dove si diplomò e divenne un baritono d'opera. Poi ebbe altri riconoscimenti e portò avanti altri progetti sempre nel campo della musica e nel 1922 compose il suo brano di maggior successo, per l'appunto questo Padre Nostro, che poi è divenuto anche il brano di riferimento di molti cori della Chiesa ortodossa. Intanto un grazie ai Sing Over Sound per le loro melodie. Elisabetta ha presentato già il coro, quindi il coro conegliano. Conosci qualcuno tu del coro? Sei qualcuno di famiglia per caso? No? Il papà canta nel coro. Puer natus. Questo è un tradizionale canto natalizio in lingua latina e l'origine di questo canto non è stata ancora identificata. Il testo originale fu rivenuto in un libro benedettino risalente agli inizi del XIV secolo, originariamente appartenente al monastero di San Giorgio in Repubblica Ceca. Poi il testo nel corso del tempo subì diverse correzioni e si trovano anche versioni a 12-13 strofe. Non preoccupatevi perché noi ne faremo solo 3, che raccontano i grandi momenti del Natale cristiano. L'annuncio, un bambino è nato a Betlemme, l'incarnazione, l'essere spirituale divino diventa carne e la nascita, dove con gioia del cuore adoriamo il Cristo nato con un nuovo canto. Questa sera abbiamo fatto un leggero cambio di programma perché abbiamo delle defezioni
mancano alcuni coristi che fanno la parte da solista, diciamo, però riusciamo ad andare avanti lo stesso a fare il concerto, non è che ci fermiamo. Inizia spesso così la liturgia della notte di Natale con Adeste Fideles, o meglio conosciuta come Venite Fedeli, l'angelo ci invita. Adeste Fideles è sempre stata avvolta nel mistero e ancora oggi purtroppo non si riesce a stabilire con certezza chi possa essere l'autore del testo, e anche la musica di questo canto natalizio viene attribuita a più compositori. Il coro conegliano propone questa versione armonizzata dal nostro maestro Diego Tomasi, Adeste Fideles. Beppi De Marzi è stato un sincero amico di padre Turoldo, il prete e poeta dei Servi di Maria, amicizia e collaborazione nello stesso tempo. La fede come dramma e la lotta spirituale, la ragione che si scontra con le credenze religiose, la solitudine, l'emarginazione, il silenzio di Dio, ma anche la sua presenza costante.
Prepararsi a celebrare in altare in profondo silenzio per ascoltare le voci di chi non ha voce. Il canto per la pace delle madri della Palestina e di Israele che sfilano insieme chiedendo Shalom per Gerusalemme, pace per Gerusalemme. Le voci di tutti i poveri del mondo che chiedono pane, un tetto, giustizia, dignità. Il grido di speranza che sale dai barconi e spezzato dalle onde del Mediterraneo. La potenza di una poesia ricca di passione, mentre il silenzio fasciava la terra e la notte era a metà del suo corso. E qui siamo alla vigilia di Natale del 1818, nella chiesa di San Nicola, in un paese vicino a Salisburgo. Il curato, poco prima della celebrazione del Natale, ha scoperto che l'organo era inutilizzabile. Questo curato, Joseph Moore, aveva però un talento naturale per la musica e decise di comporre un canto del tutto nuovo, al momento, e con la collaborazione di un suo amico compositore, Franz Gruber, realizzò questa melodia in tempo per la messa di mezzanotte. Ecco come è nata una delle più belle e celebri canzoni scritte per la notte di Natale, Stille Nacht, notte d'amore, notte silenziosa.
La famosa White Christmas, composta nel 1942 da Irving Berlin. Chi era Irving Berlin? Era un autore di musiche e colonne sonore di film, di musical. Il significato del canto in realtà è piuttosto malinconico e ad ispirare questo autore fu il ricordo della morte del figlio, avvenuta nel 1928. L'incisione più famosa venne cantata nel 1942 da Bing Crosby e rimase in testa alle classifiche americane per oltre 11 settimane, vincendo l'Oscar nel 1942 come migliore canzone dell'anno. Non tutti lo sanno, ma pensate che questo 45 giri di Bianco Natale di Crosby è stato uno dei singoli più venduti al mondo, con oltre 50 milioni di copie. Bianco Natale. Christmas Angel di Corinne Hanney. Le canzoni a tema natalizio di questa artista sono divenute ormai piatti stagionali per molti cori, no? La nuova stella del cielo mi guida portando l'annuncio di un bimbo venuto al mondo. Una stella che illumina il cammino e ci chiama
ad adorare il nuovo nato venuto nel mondo per portare la pace. Ma questa stella che ci guida e che illumina il percorso invita soprattutto noi a lanciare l'urlo di pace, un rumore costruttivo e fondamentale nei contesti complessi in cui viviamo, a non essere indifferenti, ma al contrario diventare campioni di fraternità per inaugurare un mondo più a misura d'uomo e più fraterno. Tanti anni che ci troviamo insieme col Rotaract, con il piccolo rifugio, e è la prima volta che non vediamo un nostro amico del piccolo rifugio, Dino Mulotto, che questa sera è assente perché è accanto alla moglie che ha avuto subito un intervento. Quindi una parte del nostro pensiero va alla moglie di una pronta guarigione e il nostro canto va dedicato anche a loro, quindi un ricordo a Dino e alla moglie di una pronta guarigione. Allora il maestro mi ricorda di dire che è l'ultimo canto, perché di solito non lo dico. Comunque è l'ultimo canto. È un altro brano conosciutissimo e le sue origini risalgono al 1847 ed è scritto dal compositore francese Charles Adam.
era un compositore molto valido, ma le sue opere hanno conosciuto una fortuna abbastanza limitata. Questo brano, tra l'altro, però, è stato inciso anche da artisti di fama mondiale, basti pensare a Pavarotti o Placido Domingo. E noi vi facciamo sentire questo Cantique de Noël nella versione in italiano e nell'armonizzazione di Mario Lanaro. Santa ci invita ad adorare questo fanciullo che dal cielo viene. Gloria, gloria. Dalla capanna gli angeli cantarono, gloria a Dio e pace al mondo intero. Divina luce scendi sulla terra e dona mezzanotte l'angelo annuncia a dei pastori che nato Gesù. Gloria, gloria. Vanno i pastori guidati dalla stella, dal re bambino che sol chiede amore. Grazie mille, super, veramente preziosissimi, precisi, grazie. Direi però di non concludere così la serata, di fare magari un ultimo canto insieme e invitiamo anche gli amici del Piccolo Rifugio magari ad aiutarci a dirigere questi due cori. Cosa ne dite? Si può fare, vero? Sì, anche i single bell sound, grazie.
Grazie mille a tutti della presenza, anche del calore che ci avete veramente trasmesso. Grazie agli amici del Piccolo Rifugio per essere stati così tanti e così presenti questa sera. Grazie di nuovo a Don Silvano e alla parrocchia per averci ospitato. Grazie al Comune comunque per il sostegno che abbiamo sentito e che ci avete dato. Ovviamente grazie ai cori, al coro conegliano e Sing Over Sound spettacolari. Grazie mille davvero. Grazie a Tenda TV e grazie agli sponsor. Detto questo, un ultimo grazie a voi, grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato ad organizzare questa serata. A nome del Rotaract Club di Conegliano Vittorio Veneto non posso fare altro che augurarvi buon Natale, buone feste e mi raccomando ci vediamo prossimo anno.